Buonasera gentili amici ed amiche della Lega Calcio a 8, un cordiale saluto che vi giunge dallo Sport City di Trigoria, dove nel recupero della sesta giornata di campionato della Serie A della Lega si affrontano questa sera Roma Calcio a 8 e San Giovannella. Questo è il caso della Roma, attenzione però ancora i giallorossi che ora guadagnano un calcio di punizione. Arriva ora il fischio dell'arbitro, parte Feola con il destro in porta sul muro, la sfera rimane là e Feola al secondo tentativo porta in vantaggio la Roma, si sblocca la gara di fatto alla prima conclusione in porta, spostato su Paparella che ha un controllo spettacolare, poi il tocco è per Dell'Anno, si libera Dell'Anno che va al destro e c'è il miracolo di Goletti in corner. Goletti può far ripartire l'azione, c'è un errore, Aloisi, cerchio di centrocampo, attaccato da un avversario, anche qui il fallo è abbastanza netto, attenzione perché c'è un cartellino blasfemia per Aloisi che subisce l'espulsione del direttore di gara che arrivava dalle sue parti, rimessa per la San Giovannella. Corradi, palla sul mancino, Corradi! Laterale per la San Giovannella che ha ancora un quarto d'ora abbondante, visto che il sospetto è che ci sia diverso recupero, ma attenzione a Maschietti con il destro Maschietti, 2-0 Roma Calcio 8, il gol di Manuel Maschietti al 10° minuto della ripresa. E ora va con questa sventagliata d'esterno, fa buona guardia Quinquini, allora attenzione a Feola, tocca ancora per Maschietti, entra in area Maschietti, calcio di rigore per l'atterramento di Maschietti e c'è un altro cartellino rosso. Parte ora il numero 9 che va con il destro in porta e fa 3-0 Roma Calcio 8. Corradi lascia a Della Bernardina che va in realtà col mancino. E poi c'è stato il tocco, almeno il tentativo di deviazione di Cerrone, ma dall'altra parte attenzione Sestini 2 contro 0, Sestini per Klaus, poker della Roma, arriva il 4-0 al 19° minuto, va da un compagno, poi è Sestini, 3 contro 2, attenzione a Sestini, il tocco ancora per il destro in porta, e arriva il 5-0, il 5-0 della Roma con Cioccari, con troppa convinzione a cercare il pressing, ci va ora Della Bernardina quando però termina la gara con la Roma che allo Sport City travolge per 5-0 la San Giovannella. Sì, è durata meno forse di 35 minuti, probabilmente è finita già prima quando stavamo facendo l'appello nei spogliatoi. Purtroppo è stata una partita condizionata dall'arbitro, ha avuto alcune sviste clamorose che noi ci prendiamo ovviamente le nostre responsabilità, ma il contributo dell'arbitro oggi è stato molto negativo. Le partite conosciamo tutti, insomma, sono fatte di episodi che quando ti dice male, anche se il gruppo va bene, poi hai qualche problema a livello di risultati. Quindi questa è una vittoria importante che ci serviva, che volevamo con tutti noi stessi. Ecco, peccato magari la partita poteva essere un po' più avvincente per chi la guardava se non fosse finita 6 contro 8, però insomma noi oggi l'unica cosa che avevamo in testa erano i 3 punti e dovevamo prenderli in qualsiasi modo e ci siamo riusciti e siamo contenti di questo.